Eccoci insieme cari telespettatori, allora incominciamo a parlare di un argomento molto importante che riguarda sia la nostra salute sotto diversi profili, ma anche il nostro benessere psicofisico, il nostro modo di relazionarci con gli altri, col mondo che ci circonda, come ci sentiamo dentro, come potremmo anche sentirci. E quindi parliamo del nostro volto, del nostro sguardo, della nostra bocca, dei nostri denti, ed ecco qui l'importanza fondamentale. Lo facciamo naturalmente con Medical Center Padova. Abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio il dottor Antonio Olivo. Grazie dottore di essere qui con noi. Buonasera, grazie. Specialista in chirurgia maxillofacciale appunto del Medical Center di Padova, che abbiamo visto che è un centro che in realtà non si occupa solo di problemi dentali, ma ormai veramente di tantissime problematiche, perché voi spaziate dalle patologie del sonno, ai problemi dei denti, problemi respiratori, anche questioni estetiche che hanno la loro importanza. Poi che altro, perché adesso siete un poliambulatorio. Poi sì, siamo un poliambulatorio, abbiamo un dietologo, un centro prelievi, uno psicologo, uno pneumologo e 2 otorini. Quindi tantissimi specialisti. Sì. Allora, l'argomento di quest'oggi è importante perché associa 2 questioni che a volte vengono scisse. Il problema di una buona masticazione, quindi una dentatura strutturata in modo, tra virgolette, normale, perché dopo ci dirà lei cos'è normale, e questo associato anche a un volto che abbia certe sembianze di regolarità, di gradevolezza, sia per noi che ci guardiamo allo specchio, quanto naturalmente per le persone con le quali ci relazioniamo. Tante volte molti pensano non c'è rimedio, chirurgia plastica estetica non me la sento, oppure dice me la sento di affrontare, ma non sempre è necessario ricorrere alla chirurgia plastica, che è anche abbastanza, insomma, diciamo così, impattante, ci vuole un atto di coraggio, perché ci sono problemi a volte legati proprio ai denti. Sì, esatto. Cosa fate voi in particolar modo? Vediamo un po' di inquadrare la questione, anche supportati naturalmente dalle sue immagini. Certo, noi ci occupiamo da tanti anni di questo aspetto perché il viso è un tutt'uno con la bocca, e la bocca e i denti influenzano attraverso il supporto che i denti stessi danno alle labbra e a tutti i tessuti della muscolatura periorale. Supportano i tessuti molli esterni, per cui sono un po' di anni che stiamo lavorando su questo perché secondo me manca ancora una collaborazione stretta per quello che riguarda il viso tra il chirurgo plastico e il dentista, oppure tra il chirurgo plastico e il chirurgo maxillofacciale. Perché il chirurgo plastico ha un approccio, diciamo, più sui tessuti molli, mentre noi abbiamo un approccio più sui tessuti duri. Allora, siccome i tessuti molli sono supportati dai tessuti duri, cioè dalle ossa, dall'osso mascellare, dall'osso mandibolare, dal processo alveolare, il processo alveolare praticamente quella parte di osso dove sono inseriti i denti, e dai denti stessi, questo ovviamente può contribuire in maniera moderata, importante o fondamentale nel miglioramento o nella riprogrammazione, cioè nel ringiovanimento del viso in pazienti che per esempio hanno perso dei denti. Questo vale sia per i pazienti anziani, sia anche per i pazienti giovani, perché ci sono per esempio ragazze giovani che hanno un labbro molto sottile, cercano di ingrossarlo, di aumentarne il volume con l'acido ialuronico o altre diciamo, soluzioni, i filler, eccetera, ma certe volte lavorando sui denti si ha un risultato migliore perché ma se cominciamo a vedere le immagini, vediamo un po' le immagini che potrebbero lasciarci sbalorditi. Allora, qua stiamo vedendo 2 noti personaggi, sono perfetti? Sono perfetti, ma queste immagini le ho volute mettere perché, come vedete dalle immagini, i 2 punti fondamentali dove lo sguardo va a posarsi sono gli occhi e i denti. Se andiamo avanti, quindi comunque questi vanno bene. Noi abbiamo, vedete, in alcuni casi la bellezza ha sempre dei canoni che non sono necessariamente legati al nostro gusto, sono legati anche alla cultura e all'epoca in cui le persone vivono, perché per esempio queste sono delle donne Masai, vedete, che hanno tutta una serie di caratteristiche che secondo me all'uomo occidentale piacciono poco. Possiamo vedere anche la successiva, oppure
vedete, donne col collo giraffa, anche queste hanno un tipo di estetica che è legata al numero degli anelli. Tanti più anelli, tanto più è il valore estetico della donna. Quindi vediamo che i canoni di bellezza sono dei canoni anche culturali. Non a caso in natura di solito è il maschio che è più bello, perché il maschio deve dimostrare di avere dei geni buoni e lo può dimostrare solo attraverso la bellezza. Se i geni sono buoni, la femmina cerca i geni buoni per avere una prole che migliori. Quindi negli esseri umani il contrario. Negli esseri umani è il contrario, esatto, è l'unico caso in cui è il contrario. Ho poi messo questa immagine perché in questa immagine si vede molto bene che qui questa attrice è intervenuta soprattutto sul labbro superiore, vedete, perché il labbro superiore è quasi allo stesso volume del labbro inferiore. Questo crea un problema e si vede molto bene sia nell'immagine di destra che in quella di sinistra, perché i denti vengono nascosti dal labbro superiore e questo poi è un circolo vizioso, perché più si gonfia il labbro, più il labbro sporge, più sporgendo fa ombra e quindi mette in ombra i denti e li rende meno visibili perché sono meno esposti. Se vediamo ma un bel sorriso dovrebbe avere, un bel sorriso dovrebbe essere questo. Quindi i denti che si vedano. I denti che si vedono devono occupare circa un terzo nelle persone giovani del sorriso e si possono vedere scusatemi, da canino a canino, o anche si possono vedere i premolari. Se andiamo avanti poi ho voluto far vedere anche questa è un'immagine di quasi 10 anni fa, però all'epoca questa ragazza era la 23esima nella classifica delle modelle più belle del mondo, per cui cosa voglio dire? Voglio dire che certe imperfezioni in alcuni pazienti possono essere dei tratti distintivi ed essere addirittura valorizzate. Questa è sempre la stessa persona, però ho fatto un intervento. Destra e sinistra è la stessa, con espressione differente. Vedete, lei ha questa fessura tra due incisivi centrali che noi chiamiamo diastema, ha due incisivi centrali molto lunghi, troppo lunghi, però questo non le ha impedito di diventare all'epoca una delle top model più famose. Quindi andiamo avanti. E tutto questo poi ha portato ad alcuni risultati. Adesso qui, se andiamo avanti una dopo l'altra, vediamo alcuni casi. Ecco, questo è Mickey Rourke, per esempio, che è completamente stravolto perché gliene hanno fatti di tutti i colori. Vedete, l'avevano anche riconosciuto. È quasi riconoscibile. Andiamo avanti. E questo è un altro ragazzo giovane che si è gonfiato, vedete il labbro superiore, diventano poi, anziché essere un motivo di miglioramento, diventano delle maschere quasi ridicole a mio avviso, però ovviamente questo è il mio punto di vista. Qui secondo me poi ci sono anche degli altri problemi, degli altri aspetti che non sono solo legati alla voglia di migliorarsi, ma forse hanno delle radici più profonde, ma io non voglio parlare di questo perché è una disciplina che non è di mia competenza. Andiamo avanti per arrivare poi, vedete, a questi livelli in cui questa è una donna gatto in cui il paziente ricerca una totale trasformazione, ma questa ho voluto metterla come proprio un'esagerazione, un paradosso, esatto, per far vedere dove si può arrivare. Andiamo pure avanti. Ecco, e quindi noi possiamo, sia attraverso il ripristino della masticazione, il ripristino di una dentatura che sia corretta dal punto di vista funzionale, e questo sappiamo che è fondamentale per la masticazione, per la digestione, per la nostra alimentazione, sia dal punto di vista estetico, possiamo intervenire a livello del viso in vari distretti attraverso o l'intervento del dentista o del chirurgo maxillofacciale, o attraverso l'intervento del medico estetico o del chirurgo plastico, o anche in un team multidisciplinare con il contributo di tutti. Assolutamente, però dovete essere un po' voi medici dentisti, maxillofacciali eccetera, che in presenza di un paziente o di una paziente che ha un certo tipo di volto, di sorriso, di chiusura dentale eccetera, che magari non provoca particolari problemi,
almeno apparentemente, di dare il consiglio per intervenire, Certo. perché tante persone, conosco anch'io peraltro, che sono un po' particolari, avrebbero risolto tante dinamiche anche sociali se a suo tempo ci si fosse dato questo consiglio, però non è mai stato dato, quindi manca anche un qualcosa a monte, no? Quello sicuramente, e credo C'è una che cultura forse che deve sì, è una diffondere. cultura da parte della nostra classe medica, perché ci vorrebbe più compenetrazione, cioè ci dovrebbe essere più dialogo Quello che lei diceva prima, sì, insomma. tra i vari specialisti, perché è chiaro che io devo sapere, devo poter proporre a un paziente una soluzione, anche se poi non sarò io quello che materialmente eseguirà l'intervento. Perché? Perché questo poi va a beneficio del paziente, altrimenti io agisco in un territorio mio e non so nemmeno se il risultato che potrò dare al paziente sarà quello che il paziente si aspetta oppure no. Vediamo un attimo, Sì, se è se stata andiamo l'immagine avanti. successiva. Eccola Ecco qui. qua. Cosa Vedete? stiamo... Questa è un po' la differenza tra un labbro superiore corretto con il rapporto con il labbro inferiore e un labbro superiore troppo gonfio. Vedete come i denti si vedono meno, e quando il dente si vede meno è sempre un segnale, diciamo, dal punto di vista estetico un pochino di livello più basso. Andiamo pure avanti. Eppure persino Angelina Jolie l'hanno fatto. Certo, ma difatti, adesso non possiamo dire che né il viso né il sorriso di Angelina Jolie siano brutti, ma se io ne faccio un'analisi dal punto di vista dell'estetica del viso, il sorriso della paziente, dell'attrice di sinistra, secondo me è molto più bello. Più accattivante. Più accattivante. Andiamo pure avanti, eccolo qua. Questo Vedete, questo dovrebbe essere quello che si vede normalmente. Vedete che il labbro inferiore è sempre di volume superiore, è sempre maggiore come volume, mentre quello che la maggior parte delle donne vogliono è esattamente il contrario. Bravissimo, è vero. Cioè vogliono un labbro superiore enorme, quando in natura nei pazienti giovani questo è quello che vediamo. Andiamo avanti. Una degenerazione estetica. Questo per esempio, vedete, è il sorriso di una giovane donna, vedete, con delle labbra diciamo normali, e in pratica qui vedete che il sorriso è occupato un terzo dal labbro superiore, un terzo dai denti, un terzo dal labbro inferiore. Se andiamo avanti si vede come per esempio nelle persone più anziane cambia completamente. Perché? Perché i tessuti perdono di volume, perché i muscoli perdono di tonicità. Perdendo di tonicità cosa succede? Succede che il labbro superiore e inferiore calano, ciò comporta che i denti superiori, calando il labbro superiore, siano meno visibili, e i denti inferiori, calando il labbro inferiore, siano più visibili. Quindi se noi confrontiamo il sorriso di una persona giovane, vediamo sempre i denti superiori. Se noi guardiamo il sorriso di una persona matura o anziana, vediamo quasi sempre i denti inferiori. Ah, ecco, quindi questo è anche interessante. Ma voi riuscite a fare delle proiezioni? Cioè nel senso che uno fa un intervento e vede più o meno quello che andrà ad ottenere. Questo in certi casi non è possibile, cioè possiamo farlo se lavoriamo sui denti del paziente, ma se per esempio dobbiamo estrarre i denti o aggiungere dei denti o cambiare, diciamo, l'apertura della bocca, questo diventa molto più difficile. Mi scusi, possiamo simularlo, ma non riusciamo proprio a dare al paziente. Adesso ci sono dei programmi che consentono di fare delle elaborazioni al computer, ma io personalmente su questo sono sempre un po' diffidente, perché il rischio è che io mi illudo di vedere quell'immagine. Propongo al paziente un tipo di soluzione che sul computer è bellissima, ma che non è detto che poi in pratica io riesca a raggiungere, capito? Per cui si può dare un'idea, ma non dobbiamo prenderla un po' con le pinze. Ecco. Ma in genere quando vediamo qua, vediamo proprio delle inezie, cioè dei piccolissimi problemi in cui veramente diventa quasi un po' assurdo intervenire, perché sono sempre delle belle persone, non hanno degli allineamenti regolari, eccetera. Ma quando invece ci sono, dopo li vedremo, penso, anche situazioni più importanti, è bene intervenire in giovane età? Più giovane è meglio è, oppure aspettare? Dipende il tipo di disturbo, cioè se è un problema legato a una disgnazia, cioè a un malposizionamento, per esempio alle persone che hanno il mento sporgente, il prognatismo o il mento sfuggente, cioè la mandibola che è più spostata indietro, cioè, ci sono
delle malformazioni scheletriche, ovviamente è bene intervenire in giovane età perché poi il paziente gode di questi benefici per tutto il resto della vita. Ma se ci sono problemi legati alla perdita dei denti, si interviene quando il paziente ha questo tipo di problema. Quando si è legata alla perdita quando perde i denti, denti, quindi bisogna ripristinargli la masticazione e la dentatura. Anche se magari per tanti anni ci sono persone che hanno sofferto di questo aspetto che può aver compromesso anche le relazioni sociali. Ma se andiamo avanti a vedere con le immagini. Ho qualche altra immagine, eccola qua, andiamo avanti. Ecco, questa per esempio è una paziente, vedete che nell'immagine di sinistra era prima del trattamento, nell'immagine destra dopo il trattamento, questa aveva dei denti troppo lunghi e in pratica qui che cosa è stato fatto? Qui vedete nel sorriso di sinistra si vedevano praticamente solo i denti superiori, ma erano troppo lunghi al di là dell'estetica, quindi qui abbiamo fatto un grosso lavoro, abbiamo spostato tutti i denti superiori verso l'alto e allineato la dentatura dando un sorriso molto più estetico e naturale. Ma il bordino nero, poi l'altro si vedono alcune persone che hanno... Il bordino nero è il bordino del metallo. Una volta tutte le riabilitazioni venivano fatte con delle corone in metallo ceramica. Adesso ormai il metallo è un materiale che si usa sempre meno perché questo è stato soppiantato da materiali metal free come l'alumina, come il silicato di litio, ci sono molti materiali per cui anche il problema del bordino nero siamo riusciti a risolverlo. Chiaro. Andiamo avanti. Quindi era un lavoro non fatto proprio. No, era un lavoro molto vecchio che abbiamo rifatto. Andiamo pure avanti. Questo per esempio vedete è un paziente che sembra senza denti. In realtà i denti ce li aveva, solo che erano molto consumati e corti. Andiamo avanti. Se vedete anche nella... Eccolo qua, vedete? A sinistra è sempre l'immagine più piccola è l'immagine di partenza, l'immagine più grande è l'immagine finale. Quindi, come vedete, nell'immagine di partenza i denti erano consumati ed erano molto spostati verso l'interno. Questo era il motivo per cui il labbro era caduto all'indietro. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo aumentato la distanza della bocca, allungato i denti superiori e spostati verso l'esterno. Spostando i denti verso l'esterno abbiamo dato più supporto al labbro e difatti se andiamo avanti nell'immagine successiva vedete che qui il paziente adesso nel sorriso mostra i denti e vede un labbro che ovviamente non è che si può sempre far miracoli, ma ha, diciamo, riacquisito quella tonicità che aveva perduto proprio perché gli mancava il supporto dei denti. Ma anche la masticazione è cambiata, la postura completamente, certo, l'abbiamo proprio allungato l'apertura della bocca perché allungando i denti questo succede molto spesso quando i denti si consumano, ovviamente il paziente tende ad avere questa bocca diciamo più chiusa, quindi le labbra vengono verso l'esterno e danno un aspetto vecchieggiante. Vedete nel sorriso direi che certamente abbiamo avuto un netto miglioramento. Andiamo pure avanti. Sarebbe anche interessante capire il paziente come si sente, no? Bene, si sentono sempre tutti bene, immancabilmente mi dicono guardi dottore, se avessi saputo che avrei potuto conseguire questo risultato l'avrei fatto 10 anni fa. Per quello gliel'avevo chiesto, perché certo. Magari uno ha fatto anche in età prima, intorno ai 30 anni, quando può darsi che abbia una qualità di vita. Guardi, se mi fa vedere l'immagine successiva, faccio proprio vedere un caso di un paziente cinquantenne, eccolo qua. Questo è un paziente cinquantenne che aveva i denti consumati perché lui aveva delle abitudini viziate, mangiava le matite, assumeva cibi molto acidi, quindi aveva ridotto la sua dentatura a 50-51 anni, mi pare che avesse il paziente, è venuto da me riferito da un collega, io gli ho spiegato cosa potevamo fare, andiamo avanti e abbiamo ottenuto questo tipo di risultato, vedete. Con un intervento di implantologia, no, quindi? Questo ha fatto delle faccette, cioè qui praticamente abbiamo appiccicato sulla parte, abbiamo preparato un po' i denti e sulla parte del dente rimanente, sulla parte esterna abbiamo appiccicato, cementato queste faccette che danno questo effetto, vedete, molto naturale. Andiamo avanti. Infatti non sembrerebbe neanche, e durano. Questa però va bene, andiamo avanti.
Si vede da vicino. Eccolo qua. Vedete il prima e il dopo? Sì, un'altra cosa. Tra l'altro questo paziente è un paziente a cui sono molto affezionato, che tuttora è il nostro paziente e che è stato molto, secondo me, intraprendente, perché mi ha detto: ma dottore, non vorrei tutti i denti perfetti, vorrei mantenere qualche piccola imperfezione. Ed è rarissimo che i pazienti mi chiedano questo, perché i pazienti, quando partono da una situazione in cui hanno dei denti molto brutti, vogliono raggiungere il risultato migliore possibile. Però, anche se io cerco di non farlo mai, inevitabilmente quando i denti sono perfetti il sorriso un po' passa come un sorriso artificiale. Sì, mentre, vero. se ritorniamo nell'immagine, per cortesia, mentre in questo caso è stato lui stesso a dirmi: ma si può fare qualcosa, dottore? Sì, eccola qua. E allora vedete, abbiamo fatto alcune piccole imperfezioni che adesso non vi sto a descrivere, ma che contribuiscono a dare al sorriso del paziente un aspetto molto naturale. Questo è un lavoro che ho fatto più di 10 anni fa ed è una tecnica questa che funziona benissimo. Infatti visto così non sembrerebbe neanche una cosa non naturale. Sì, perché qui c'è tutto un discorso legato alle trasparenze, cioè il dente è come un vetro, è traslucente, si fa passare dalla luce. Tutti i materiali che si usano, tranne questi, sono tutti materiali in cui la luce passa molto poco, per cui la luce dal dente viene riflessa. E quindi è per questo che i denti finti hanno questa immagine, perché la luce non li oltrepassa, mentre nelle faccette la luce passa, quindi diciamo il dente ha più profondità, e quando il dente ha più profondità sembra più naturale. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, ma mi viene una curiosità, ma anche questo cambia dalle culture, cioè in America invece è meglio che sia più riflettente, se non erro. Sì, loro hanno l'Hollywood Smile, loro vogliono denti perfetti, bianchi, tutti regolari, senza nessun tipo di... E riflettenti al massimo, tra l'altro, sì, perché di loro dicono sempre che noi abbiamo i denti giallini, in realtà. Allora, torniamo su questi aspetti che sono molto interessanti, perché c'è un aspetto fisiologico ma anche un aspetto estetico correlato. Stiamo in un percorso crescendo a tipo di problematiche, tipo di soluzioni, quindi seguiteci tra poco dopo la pubblicità.